Ben trovati a tutti voi con la terza pagina della cultura della vostra emittente di informazione. Le notizie che arrivano dai palazzi non sono del tutto confortanti. Sono stati pubblicati infatti i bandi per avere accesso alle tower, ovvero alle torri di ripetizioni. Con il T2 non potremo più avvalerci delle nostre strutture. Siamo obbligati ad usufruire, immaginate a quali condizioni economiche imposte, le postazioni, ad eccezione di qualche impianto nelle valli montane, sono tutte di Rai e Mediaset. Nulla in contrario, qualora svolgendo un servizio pubblico, perché anche l'informazione locale è servizio pubblico, non solo quella nazionale, ci venissero accordate tariffe di accesso a queste tower ragionevoli e necessarie alla sopravvivenza. Già la crisi ha creato immani problemi di sopravvivenza alle nostre redazioni che lavorano per garantire un servizio costituzionalmente tutelato. L'informazione è interesse generale, conferito tale da ben 3 sentenze della Corte Costituzionale, la numero 105 del 72, la 225 del 74 e la 94 del 1977. E il servizio di interesse generale dato dall'informazione è indirettamente protetto dall'articolo 21 della Costituzione. Invece di considerare questi elementari assoluti dell'ordinamento, se non erro, la Corte Costituzionale è il tribunale delle leggi, aiutandoci a dare un servizio pur se in ambito locale, quantomeno per rispettare la Costituzione, ci obbligano a chiudere perché pochi di noi avranno la possibilità di potersi permettere di onorare le tariffe imposte dai bandi. Tutto ciò ha dell'incredibile, ma diamo la parola al contributo ricevuto dall'AREA, la più attiva associazione di radio e TV locali, che sta operando anche in difesa della Costituzione. Il presidente Antonio Diomede ci ha fatto avere il servizio di Rainero Sghembri, che ringraziamo sempre, con l'intervista rilasciata da Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori d'Italia. Ho sempre considerato molto positivamente il ruolo, la funzione delle televisioni territoriali. Sono molto importanti, vicini ai cittadini e a loro si dà una informazione e una comunicazione importante. Ecco perché contrasterò qualsiasi disegno di legge o qualsiasi tentativo di ridimensionarle. Anzi, mi batterò perché ci siano agevolazioni importanti perché possano non solo sopravvivere ma anche implementarsi. È una questione fondamentale anche per la democrazia. Gran bell'intervento quello di Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori d'Italia. Noi aggiungiamo che difendere posti di lavoro è onorare l'articolo 1 della Costituzione se il nostro Stato davvero è fondato sul lavoro. E difendere il lavoro di coloro che operano nell'informazione, sono in dubbio almeno 5.000 posti di lavoro, anche se solo nell'informazione locale, è difendere l'articolo 21 della Costituzione, posto che l'informazione è stata dichiarata da ben 3 sentenze della Corte Costituzionale, ripetiamo, il massimo tribunale delle leggi, servizio di interesse generale. E appunto a proposito di servizio di interesse generale dato dall'informazione locale, questa nostra terza pagina d'estate, è il servizio dato a voi dalla vostra emittente preferita e che nell'occasione dedichiamo alle grandi repliche. In questa puntata vi proponiamo dal Teatro Accademia di Conegliano, siamo nella primavera 2016, in occasione del concerto di gala in onore di Conegliano Valdobbiadene, cittadine agli apici est ed ovest delle colline e del territorio che appena pochi anni dopo
saranno dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e appunto Conegliano e Valdobbiadene per quell'anno erano state elette a capitale delle città del vino europee, un titolo di rango internazionale. Teatro gremitissimo, oltre 700 persone, delle quali, se ricordo bene, tra i 100 e i 150 erano sindaci delle città del vino provenienti da tutta Europa e da tutta Italia. Protagonisti del concerto i solisti di Radio Veneto 1 e novità nella funzione di Kapellmeister nei rispettivi brani solistici saranno Giuseppe Barutti e Paolo Tagliamento. Ovviamente siamo a proporvi pressoché l'essenziale del programma musicale, ovvero di Franz Joseph Haydn, il concerto numero 1 in Do maggiore per violoncello e orchestra d'archi, solista al violoncello Giuseppe Barutti, di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto numero 4 in Re maggiore per violino e orchestra d'archi, solista Paolo Tagliamento. Concluderà il programma Antonio Vivaldi con il concerto in Si bemolle maggiore RV 547 per violino ed archi, ovviamente solisti Giuseppe Barutti al violoncello e Paolo Tagliamento, scusate, al violino. Buona visione e buon ascolto. Buonasera. La musica ha una capacità straordinaria di dire cose apparentemente molto lontane, di metterle insieme, di parlare in un solo momento di territorio, di passione, di cultura e di produttività. Ed è con la musica che Prosecco Classic Festival, il festival che riunisce gli 800 produttori storici di Prosecco tra le rive di Conegliano e Valdobbiadene, vuole salutare gli ospiti stranieri del meeting annuale di Recevin, la rete europea delle città del vino. Alle autorità presenti, ai sindaci italiani e stranieri e a tutti voi che questa sera gremite a questo teatro, il nostro più cordiale buonasera. Ma prima di parlare di musica, di talento, ma anche di produttività, di un territorio che ha molte anime da esprimere, vogliamo parlare anche di quello che accade intorno a noi in questi ultimi mesi e che è legato sempre a doppio filo alla musica. 13 novembre, Parigi è sconvolta. 22 marzo, Bruxelles è sconvolta. Un segnale però arriva sempre dalla musica, un pianoforte davanti al Teatro Bataclan e un violoncello davanti all'aeroporto di Bruxelles. E direi che questo è il modo migliore per parlare di questi lutti e di queste stragi. Un minuto di silenzio e l'inno italiano ed europeo ad aprire una serata che però poi sarà una serata di festa e di gioia.
Siamo davvero in chiusura. Roberta Ghizzo, a nome dell'Associazione Veneto 1, premia i due musicisti e soprattutto vorremmo ricordare l'ultimo tassello di questa serata, una istituzione coneglianese che si chiama Associazione Dama Castellana e che quest'anno festeggerà, rievocherà i 1000 anni dalla fondazione della città di Conegliano. Allora è il momento degli omaggi anche per le signore dell'orchestra, ma soprattutto Roberta, chiamiamo qui anche la signora Anna Maria Gasparini, che rappresenta la Dama Castellana, che ci fa rivivere ogni anno i fasti del Medioevo coneglianese, vero? Esatto. Il sogno di mio papà è naturalmente sempre stato la musica classica, però non parlare di cultura a Conegliano e non citare la Dama Castellana era un insulto, era qualcosa al di fuori del comune sentire, quindi dovevamo chiamare per forza e dobbiamo ringraziare profondamente quello che è stato l'opera della Dama Castellana anche per permettere tutto questo. Grazie veramente e la invito sul palco, Presidente. Ecco, buonasera signora Gasparini. Vedo che ci sono anche dei figuranti, dei rappresentanti, prego accomodatevi con noi. Allora, quest'anno, insomma, voi portate avanti una
un'opera anche così, non soltanto di spettacolo, ma anche di cultura e di tradizione soprattutto. E quest'anno, insomma, è un traguardo importante. I 1000 anni dalla fondazione della città di Conegliano. Che cosa succederà quest'anno? Qualcosa di nuovo non si svela, ma ci sarà una settimana di festeggiamenti, anziché la solita dama castellana che si svolge tra il venerdì e il sabato o il sabato e la domenica. Quest'anno faremo anche la settimana prima e poi anche tanti altri eventi. Non ci resta che appunto attendere di vedere che cosa appunto, poi vedete anche che è proprio un'opera anche di artigianato d'arte, questi costumi sono preziosi, poi naturalmente ricalcano in maniera filologica quella che è la storia del costume. Allora, penso di interpretare il pensiero soprattutto di Roberto Ghizzo nel ringraziarvi per quello che fate per mantenere in vita questa grande e alta tradizione culturale, e questi fiori avrebbe voluto consegnarli lui di persona, noi siamo semplicemente degli intermediari. Grazie mille. Avete detto che ci sta guardando, grazie Roberto, grazie infinite, ci siamo conosciuti da poco ma avremo una lunga collaborazione. Grazie soprattutto a questa meravigliosa orchestra che ci ha fatto ascoltare, grazie a tutto il pubblico, a tutte le autorità. Soprattutto vorrei fare un grazie a Paolo perché è esempio dei talenti di Conegliano, un grande esempio. Grazie a tutti. Bene, allora siamo bene. Un risultato corale, una serata composita. Abbiamo fatto soprattutto musica, abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di talenti e di territorio e abbiamo forse dato uno sguardo un po' più ampio a quello che questo territorio può esprimere. Io vi ringrazio, vi auguro la buonanotte, è stato bello essere così in tanti, è stato bello che i teatri si affollino ancora ed è stato bello poter ancora proporre la musica classica dal vivo, ma naturalmente non sarò io a chiudere questa serata, ma saranno i cameristi dell'orchestra di Radio Veneto 1. Buonanotte. Scusate se mi intrometto, volevo chiedervi a questo punto, perché siamo indecisi, se volete ascoltare una romanza di Beethoven o il temporale di Vivaldi o tutti e due. Vedo molti due, quindi possiamo fare prima Beethoven e poi temporale.
Dico senza microfono. Vogliamo dedicare questo ultimo bis, il temporale, di Vivaldi a Roberto Ghizzo, che ha fatto i salti mortali per organizzare questo evento e che adesso ci sta guardando al computer, quindi siamo felici di dedicargli l'ultimo bis. Ebbene, penso sia stato un bel concerto che valeva la pena di rivedere, di Franz Joseph Haydn. Abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in do maggiore per violoncello e orchestra d'archi, solista al violoncello e Kapellmeister Giuseppe Barutti, mentre di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto numero 4 in re maggiore per violino e orchestra d'archi, solista e Kapellmeister questa volta Paolo Tagliamento.
di Antonio Vivaldi, il concerto in Si bemolle maggiore RV 547 per violino e violoncello, solisti Giuseppe Barutti al violoncello e Paolo Taglialmento al violino. Grazie. Le solite raccomandazioni, cerchiamo di non derogare sulla prudenza, mascherina, distanziamenti e andiamo, ricordiamoci, a fare la spesa presso i nostri negozietti, scegliendo prodotti italiani, cercando di andare in vacanza nei nostri luoghi. Basta guardarsi intorno. Abbiamo moltissimo di che gioire. Grazie e alla prossima.